essere. Vaccini, ultimi 2 giorni ai genitori per mettersi in regola con i documenti, rush finale delle ULSS, Luca Zaia torna sulla polemica della moratoria Mantoan, dette tante falsità, il Veneto nel 2016 è stato precursore delle vaccinazioni. Caso malaria, prelevati nuovi campioni di sangue vivo per capire se al momento del ricorso all'ospedale di Portogruaro della piccola Sofia fossero già presenti i parassiti della malaria. La Giunta regionale ha valutato possibile l'election day il 22 ottobre, referendum consultivo per l'autonomia del Veneto e di Belluno insieme, esclusa invece la consultazione per la separazione di Venezia e Mestre. Tragedia questa mattina ad Albignasego, trovato un ragazzo impiccato in un parco. Sulla pagina Facebook il giovane poche ore prima aveva messo una foto con un sorriso e la scritta "Uccidimi". La Polizia Veneta non è un'associazione paramilitare, assolti 12 imputati della maxi inchiesta, l'avvocato Fadalti, c'è stata sempre fiducia in questo esito. È bufera a Padova dopo la decisione di segretare il Consiglio Comunale sullo stipendio d'oro del portavoce del sindaco. Giordani risponde di non sapere nulla, la rabbia delle opposizioni. Parroco di Salzano a processo per le campane, troppo rumoroso e il paese si divide, tradizione intoccabile o disturbo della quiete pubblica. Questi i titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati. In primo piano anche questa sera il caso vaccini. Sono giorni, ore decisive per i genitori per mettersi in regola con la documentazione prevista dalla legge nazionale. Rush finale anche per le ULSS. Intanto il governatore Luca Zaia torna sulla polemica della moratoria Mantoan. Dette tante falsità, specifica il Presidente, il Veneto nel 2016 è stato un precursore delle vaccinazioni. Sta parlando. Ora basta, facciamo chiarezza, il monito da Palazzo Balbi è uno solo, anche perché intanto in tutto il Veneto c'è una corsa contro il tempo in queste ore. I genitori non ancora in regola mandano mail e compilano autocertificazioni, molti ancora con dubbi. Non si segnalano difficoltà particolari, fanno sapere i vertici sanitari, ma questa è stata sicuramente la settimana più critica sul fronte vaccini e Luca Zaia scende nuovamente in campo per chiudere ogni polemica, a partire dalla moratoria Mantoan. Un provvedimento, dice Zaia, che serviva per dare direttive alle ULSS in base alla legge, che aveva riscontrato un problema interpretativo sul fronte dei bimbi da 0 a 6 anni. Secondo l'interpretazione data dai nostri dirigenti, hanno diritto a restare iscritti fino all'anno scolastico, all'anno 2019. Secondo invece l'interpretazione del Ministero, quindi il Ministro Lorenzin, i bimbi già iscritti da 0 a 6 anni nelle scuole per l'infanzia hanno diritto a restare iscritti anche con l'autocertificazione fino a marzo 2018, quindi la visione è di un po' di mesi di differenza. Questo invece ha scatenato polemiche che secondo Zaia non stavano né in cielo né in terra. Veneto antivaccinista contro governo vaccinista? Decisamente no, secondo il numero 1 di Palazzo Balbi, perché la legge Lorenzin dice una cosa. I bimbi non vaccinati vanno all'asilo, ci possono restare con un'autocertificazione, di fatto, la semplifico, fino a marzo 2018. Quindi non è vero che i bimbi non vaccinati con la legge Lorenzin se ne stanno a casa, anche se hanno voluto far credere che con la legge Lorenzin i bimbi non vaccinati stanno a casa. No, perché la Lorenzin ha fatto una circolare dicendo che fino a marzo 2018 possono starci. Sfido chiunque a dire che io sto dicendo inesattezze o cose non vere. Alla fine dunque il risultato è stato uno solo. Il dirigente ha ritenuto, ha proposto, come ha proposto il decreto all'inizio, ha proposto anche una soluzione, ha detto sospendiamo il decreto, mi ha scritto, sospendiamo il decreto e confermo la mia posizione, dice confermo che la mia visione è quella di, penso di aver ragione, comunque troviamo una realtà che dice chi ha ragione, se c'è il Ministero c'è la Regione. Lo dirà il Consiglio di Stato entro un paio, forse 3 settimane, e allora tutto potrebbe cambiare di nuovo. Resta un fatto, secondo Zaia, non si può attaccare sul fronte vaccino una regione che nel novembre 2016 già si portò avanti su questo fronte. Il sottoscritto ha portato in giunta un provvedimento che obbliga tutte le scuole per l'infanzia da 0 a 6 anni, quindi gli asili, li chiamo così volgarmente, gli asili, ad avere nelle classi almeno il 95% di bimbi vaccinati.
Ed ora torniamo al caso della piccola Sofia morta di malaria. Sono stati prelevati nuovi campioni di sangue vivo per capire se al momento del ricovero all'ospedale di Portogruaro della bambina fossero già presenti parassiti della malaria. Ci vorrà del tempo, sicuramente più di qualche settimana, per conoscere gli esiti delle analisi disposte sui campioni criocongelati del sangue di Sofia Zago e delle 2 bambine ricoverate all'ospedale di Trento. Solo allora si potranno avere elementi decisivi per capire se le 3 piccole sono state contagiate dal medesimo ceppo di malaria. I campioni sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità e all'ospedale di Verona. L'autopsia eseguita sul corpo della bambina trentina di 4 anni ha confermato la diagnosi di morte per encefalopatite malarica. L'esame è stato eseguito all'ospedale di Brescia da una anatomopatologa e da un virologo dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona. I 2 professionisti si sono riservati 60 giorni di tempo per il deposito della relazione conclusiva. Ieri gli ispettori della commissione inviata dal Ministero della Salute assieme ai carabinieri del NAS si sono presentati all'ospedale di Portogruaro, dove la piccola Sofia venne ricoverata nel periodo dal 13 al 16 agosto scorso e da lì dimessa con una diagnosi di diabete mellito di tipo 1. Ispettori e NAS oggi saranno all'ospedale Santa Chiara di Trento, mentre controlli sulle zanzare sono in corso nel campeggio di Bibbione in cui Sofia ha trascorso le vacanze e nel camper della famiglia, che nel frattempo ha avuto il nulla osta della magistratura per procedere ai funerali della bambina. Strazianti le parole che il papà di Sofia ha scritto su Facebook, un post in cui si dichiarano sentimenti di impotenza di fronte a una malattia infida e aggressiva come la malaria e di rabbia per non essere stati informati direttamente che sul corpo della bimba era stata disposta l'autopsia. Parole condivise decine di volte, accompagnate da messaggi di vicinanza e cordoglio. Ed ora alla politica, perché la Giunta regionale del Veneto ha valutato possibile l'Election Day nel 22 ottobre per lo svolgimento, assieme al referendum consultivo per l'autonomia del Veneto, della consultazione della provincia di Belluno per il riconoscimento di una maggiore autonomia anche in questo caso. È ritenuto invece impossibile nella stessa data che si possa svolgere il referendum per la separazione tra Venezia e Mestre. La notizia, già circolata nei giorni scorsi, è diventata ufficiale nel pomeriggio con un comunicato della Giunta regionale. Niente voto il 22 ottobre per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. Via libera invece per quello sull'autonomia della provincia di Belluno. Il no alla consultazione veneziana è motivato formalmente dal timore di un conflitto istituzionale col governo, che aveva lamentato un'invasione alla sfera di competenza esclusiva statale in 2 lettere firmate rispettivamente dal prefetto Carlo Boffi e dal sottosegretario per gli affari regionali Gian Claudio Bressa. Lo svolgimento in abbinata con la consultazione regionale del 22 ottobre sull'autonomia esporrebbe a gravi rischi di molteplice natura, spiega il governatore veneto Luca Zaia. Resta tuttavia ferma la volontà di rispettare il dettato del Consiglio regionale, per cui in un arco di tempo adeguato si arriverà comunque allo svolgimento del referendum, con l'auspicio che nel frattempo anche i problemi portati all'attenzione del TAR dal sindaco Luigi Brugnaro possano essere superati. Rassicurazioni che non bastano a placare l'ira dei comitati separatisti. Ci hanno preso in giro per 5 anni, a partire dai dirigenti, dall'avvocatura, da Zaia stesso, che aveva promesso nel suo programma elettorale l'indizione del referendum. È una cosa scandalosa e contraria sia all'economia sia alla democrazia. Non abbiamo invitato i nostri militanti ad astenersi il 22 ottobre sull'autonomia del Veneto, puntualizza Stefano Chiaromanni, ma una regione che non vuole far uso delle competenze che ha già, come quella sullo scorporo dei comuni, forse non merita ulteriori poteri. Sono i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti da soli a dirci in queste ore che non andranno a votare il 22 di ottobre perché è razionalmente illogico andare a votare, dare più poteri e competenze ad una regione che evidentemente non li vuole. La regione non è stata in grado di organizzare 2 referendum lo stesso giorno, non ha intenzione di mantenere le promesse e neanche di rispettare quelle competenze che ha già per la Costituzione. La cronaca con la tragedia che si è consumata questa mattina nel Padovano, ad Albignasico per l'esattezza, è stato trovato senza vita un ragazzo impiccato in un parco pubblico.
Una tragedia scoperta poco dopo le 7 di questa mattina. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nel parco pubblico di San Tommaso ad Albignasego. Il ragazzo era appeso ad un ramo di un albero con una corda stretta al collo. A fare l'atroce scoperta una residente del quartiere che era uscita con il cane per una passeggiata. La donna ha notato il corpo senza vita che penzolava tra la vegetazione e ha subito allertato i carabinieri e i medici del 118. Quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto, il giovane era già privo di vita. Il ragazzo è un 24enne residente proprio ad Albignasego. I carabinieri hanno fatto un sopralluogo e sembra trattarsi di suicidio. Nessun biglietto è stato trovato sul posto, ma sulla pagina Facebook il ragazzo, poche ore prima di morire, aveva messo una foto con un sorriso e la scritta "Uccidimi". Ed è sotto shock il comune trevigiano di Loria per la morte di Michele Dolfato, colpito da un malore improvviso a soli 36 anni mentre si trovava in vacanza in Egitto con la famiglia. Un primo ricovero per un malore e le dimissioni poco dopo, perché sembrava che tutto fosse tornato alla normalità. Invece non era così. Michele Dolfato era tornato in albergo dalla compagna e la figlioletta. Sembrava che quell'imprevisto non potesse rovinare la vacanza in Egitto, a Hurghada, sul Mar Rosso. Invece nell'hotel il secondo malore, stavolta fatale. La corsa in ospedale, inutile. Il 36enne di Loria è morto durante il trasporto dei medici. Rottura dell'aorta, un primo esame, mentre anche la polizia veniva allertata dal consolato italiano per gli accertamenti. Una tragedia incredibile sotto gli occhi di fidanzata e bimba che il giorno dopo avrebbe compiuto 1 anno. La notizia in poco tempo ha raggiunto Castelcucco, dove la famiglia abitava da poco più di 1 anno, e soprattutto Loria, dove Michele era conosciutissimo. Il 36enne era uno dei fondatori della Festa della Birra a Ramon. Da circa 10 anni lavorava come magazziniere alla OMP Group di Castello di Godego e prima di essere assunto nell'azienda specializzata in sedute aveva lavorato anche come camionista. Un gran lavoratore, raccontano gli amici in lacrime, che con la compagna si era preso una vacanza premio anche per festeggiare il primo anno di nascita della bambina che avevano tanto desiderato. Un'unica vacanza di 7 giorni, ma Michele ha potuto godersi quella gioia per poco. La salma rientrerà a giorni nella Marca per l'addio a questo sfortunato ragazzo trevigiano. Una lite finita in tragedia è quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Da quanto ricostruito, un agente scelto di 39 anni in servizio alla questura di Padova, dopo aver discusso con la moglie, lei, soldato dell'esercito incinta, ha afferrato un coltello da cucina e se l'è conficcato nel petto. Una profonda ferita che è costata al poliziotto la vita. Indagini naturalmente sono in corso. Ed ora la vicenda Polizia Veneta, perché il Tribunale di Treviso ha assolto i 12 imputati accusati di far parte di un'organizzazione paramilitare. C'è sempre stata fiducia in questo esito, dice l'avvocato Luigi Fadalti. Assolti perché il fatto non sussiste. Si è chiuso così il processo a carico di 12 appartenenti alla Polizia Veneta. Non è un'associazione a carattere militare, lo ha stabilito il Tribunale di Treviso, chiudendo il capitolo sulla maxi inchiesta iniziata ben 8 anni fa. A spiegarci la motivazione della sentenza Luigi Fadalti, difensore di alcuni degli imputati. In termini obiettivi il reato contestato era insussistente. Si addebitava agli assistiti e agli altri imputati di avere costituito una organizzazione strutturata in termini gerarchicamente militari aventi finalità politiche. Ora io credo che oltre lo stadio della manifestazione della libertà di pensiero, discutibile finché si vuole, ma assolutamente legittima in uno Stato democratico, non si sia mai andati. L'unica condanna è per Luciano Spigariol, 4 mesi di reclusione ed una multa di 1.000 euro per l'alterazione di una carabina. Si è chiuso l'iter giudiziario per Daniele Quaglia, colui che nell'organizzazione avrebbe ricoperto l'incarico di governatore del popolo veneto, Sergio Bortotto con l'incarico di ministro degli interni e di capo della polizia, Paolo Gallina, comandante dei vigili urbani di Cornuda nella vita reale e generale della polizia veneta in quella dell'autogoverno, la madre Giuliana Merotto, Danilo Zambon, 65 anni di San Fior,
Savio dell'Alta Corte di Giustizia, Dino Zorzi, 45 anni, di Trevignano, colonnello della polizia. A questi si erano aggiunti Loris Zanatta, il titolare del pub Viva Voce di Maserata, nel quale, secondo gli investigatori, sarebbe avvenuto il reclutamento della polizia. Giuliano Spigariol, Paolo Tagliabue, Sandro Meneghin, Enrico Pillon e Fabio Piccoli. Ora, per gli imputati, è arrivata la soluzione piena. A 4 anni dalla misteriosa scomparsa non è ancora chiuso il caso della giovane trevigiana Marianna Cendron. Il GIP ha infatti rigettato la richiesta di archiviazione e ha disposto nuovi interrogatori. Oltre 4 anni di mistero, ma nonostante l'apparente vicolo cieco, l'indagine sulla scomparsa di Marianna Cendron proseguirà. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Treviso, rigettando la richiesta di archiviazione del fascicolo per sequestro di persona ad opera di ignoti aperto dal pubblico ministero Massimo De Bortoli sul caso della ragazza di paese sparita nel nulla il 27 febbraio 2013, al termine del turno di lavoro al Golf Club di Salvarosa di Castelfranco, dove Mary lavorava come cuoca. C'è ancora speranza di sapere qualcosa dunque per i genitori di Marianna, che non si sono mai dati per vinti, battendosi per la verità e non potendo sopportare di non conoscere il destino di Marianna, che oggi avrebbe 22 anni. Il giudice ha accolto le richieste presentate dagli avvocati dell'associazione Penelope, Stefano Tigani e Piero Coluccio, che tutelano la famiglia Cendron. I legali hanno chiesto, ottenendo risposta favorevole, che vengano risentiti dagli inquirenti i principali protagonisti di questa vicenda: Renzo Curtolo, l'uomo che ospitava Mary, e il fidanzato della ragazza, Michele Bonello. Le contestazioni degli avvocati riguardano soprattutto alcune incongruenze emerse nel corso degli interrogatori, a cui sono stati sottoposti sia l'artigiano che lo studente che attendeva la ragazza nel convitto dell'istituto Maffioli di Castelfranco la sera della scomparsa. I nuovi interrogatori saranno eseguiti nell'arco dei prossimi 4 mesi. È bufera a Padova dopo la decisione di rendere segreta in Consiglio Comunale la discussione sullo stipendio d'oro al portavoce del sindaco, e proprio il sindaco Giordani risponde di non sapere nulla. Queste immagini risalgono al 29 giugno di quest'anno. Il primo atto da sindaco di Sergio Giordani fu quello di aprire le porte del comune. È la casa dei padovani, sarà una casa di vetro trasparente. Sono passati appena 2 mesi e forse il concetto di trasparenza è stato già messo in soffitta. I padovani in questo breve lasso di tempo non solo si sono dovuti abituare all'idea di avere un portavoce pagato quanto il sindaco, ma ora dovranno anche accettare l'idea di non avere mai una spiegazione. Eh sì, avete capito bene, la discussione sullo stipendio del portavoce Massimo Bettin, prevista nella prossima seduta del Consiglio Comunale, sarà secretata. Lo ha deciso la maggioranza dei capigruppo, una decisione che ha fatto scoppiare subito la polemica. Non si parlava d'altro, anche se l'unico a non sapere questa cosa pare fosse proprio il sindaco. È stata messa? La segretezza, dico. È stato un dibattito segreto e non pubblico. Non lo sapevo. Mi informo. Quello. Grazie. Si forma subito. Ma come può il sindaco non sapere? Si tratta pur sempre di soldi pubblici e i cittadini devono, e sottolineiamo devono, sapere quali motivazioni hanno portato alla scelta di Bettin, ex segretario provinciale del PD, e soprattutto al calcolo del suo esorbitante stipendio, 3.100 euro netti al mese. Una spesa, quella dello stipendio del portavoce, che costa più di 80.000 euro annui ai padovani. Invece, durante il Consiglio Comunale, previsto per lunedì, al momento della discussione sul compenso d'oro, cittadini, giornalisti e assessori dovranno lasciare l'aula di Palazzo Moroni, potranno rimanere solo i consiglieri comunali. Se questa è trasparenza, allora la casa di vetro sta già oscurando le sue finestre. E inevitabili, sono durissime le reazioni delle opposizioni in Consiglio Comunale a Padova. Era un'occasione per l'amministrazione comunale di chiarire il perché il signor Bettin ha avuto un aumento del 150%. Quando si parla degli interessi della città, quando si parla di soldi pubblici, i cittadini hanno l'obbligo di sapere che fine fanno i loro soldi. La vicenda dello stipendio d'oro di Massimo Bettin, il portavoce del sindaco Sergio Giordani, deve rimanere top secret. Quando approderà in Consiglio Comunale si verificherà una situazione surreale. Via tutta la giunta, via i giornalisti,
via i cittadini, nessun verbale, sospensione dell'attività sul sito del comune e i consiglieri presenti saranno tenuti all'obbligo di segretezza su ciò che accade. Questo è un passo veramente molto molto pesante verso la dittatura. Non era mai successo che in Consiglio Comunale a Padova la discussione proposta riguardante l'utilizzo dei soldi pubblici fosse ritenuta non degna di essere ascoltata dai padovani, ma andasse segretata. Secondo la Presidenza del Consiglio Comunale si tratta di temi di natura personale e la procedura scelta è prevista dal regolamento. Uno stipendio pagato con soldi pubblici non è un tema privato, è pubblico. Certo, è un tema pubblico, però il ragionamento per arrivare poi a quella conclusione investe anche le capacità professionali della persona. Sul fatto che la vicenda sia pubblica o privata potrebbero magari esprimersi anche i padovani che sono stati invitati a partecipare alla seduta del Consiglio. Invitiamo i cittadini a venire magari un quarto d'ora prima di quella discussione, a farsi sentire, perché è intollerabile quello che sta succedendo. Non si può permettere alla democrazia a Padova di scomparire. Questi hanno preso Padova per Padovastan, cioè un nuovo stato dell'ex Unione Sovietica, ma siamo matti? E nel tardo pomeriggio è arrivata una dichiarazione proprio di Bettin, che ringrazia il Presidente del Consiglio Comunale Tagliavini per aver correttamente applicato una norma del regolamento. Tuttavia, specifica Bettin, non ho alcun problema che la discussione sia affrontata in seduta pubblica. Ho quindi inviato una nota scritta alla Presidenza del Consiglio Comunale perché si senta libera anche formalmente di agire come riterrà più opportuno. Quindi staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore. Adesso invece ci fermiamo per pochi minuti di pubblicità, restate con noi. Di nuovo in diretta con la seconda parte del nostro telegiornale Veneto. Andiamo a Vicenza per vedere la situazione all'Hotel Europa, perché chi vive e lavora in zona non accetta che venga trasformato in un hub per profughi. Io ho un'attività al centro di un'area che sembra bombardata, sembra essere a Beirut. C'è rabbia, c'è preoccupazione, ma c'è soprattutto voglia di riappropriarsi della propria città, nelle parole di Walter Casarotto, titolare di un salone di parrucchieri attaccato all'ex Hotel Europa, già proprio quello che potrebbe diventare un hub per centinaia di profughi. E mai come in questo momento c'è la solidarietà e l'unione delle persone che vivono e lavorano in questo luogo. Le persone che vivono che sono allarmate, le persone che lavorano che sono allarmate e preoccupate, anche per la loro azienda con la quale riescono a mantenere persone e a mantenere famiglie. La questione sta allarmando davvero tutti, quell'hotel non deve diventare un hub. Il consigliere comunale Raffaele Colombara ha presentato un'interrogazione dal titolo più che mai eloquente. No, richiedenti asilo all'Hotel Europa. Quello che preoccupa sono le grandi concentrazioni, perché rischiano di diventare un ghetto all'interno di un quartiere e destabilizzare il convivere civile, e questo credo che non sia proprio possibile. Che qui arrivi un altro centro di accoglienza dopo che abbiamo fatto e lottato perché fosse spostato da qui vicino, credo che sia una cosa che sembra più una beffa che altro. Colombara si riferisce al centro di via Catalani, sgomberato di recente. Per sensibilizzare l'opinione pubblica, Walter Casarotto vuole organizzare un evento ad hoc. Un evento per far capire all'amministrazione e a tutte le persone che questa è anche Vicenza, questo è il nostro quartiere e vogliamo che sia e rimanga il nostro quartiere. Voltiamo pagina, una situazione curiosa a Salzano con il parroco a processo per le campane troppo rumorose. Il paese si divide tra chi parla di una tradizione intoccabile e chi invece dice che è un disturbo della quiete pubblica. La lunga battaglia di un residente di Salzano contro le campane della chiesa che lo svegliano ogni giorno alle 7 di mattina arriva in tribunale. A novembre il parroco, Monsignor Paolo Carnin, dovrà comparire di fronte al giudice monocratico di Venezia per rendere conto delle accuse mosse dal suo concittadino. Disturbo della quiete pubblica, superamento dei livelli sonori previsti dalla legge e mancato rispetto delle disposizioni impartite nel 2011 dalla diocesi di Treviso. Purtroppo, allarga le braccia Don Paolo, le campane non sono un impianto stereo, non posso decidere di abbassare il volume.
fiume. Io capisco che qualcuno può essere disturbato da una realtà che è storicamente presente da decenni. Io dico, da quando sono arrivato qui ho sempre cercato di rimanere dentro quello che è il rispetto del regolamento comunale, ma soprattutto anche il rispetto di quella che è la sensibilità della parrocchia, della gente, insomma, ecco, quindi io mi affido certamente al buon senso del giudice, credo, e a quello che sono le norme. In questi anni mi sono rivolto al comune diverse volte per avere chiarimenti sulla norma, racconta il parroco, e mi è sempre stato garantito che non c'erano problemi. In attesa della decisione del giudice, la popolazione di Salzano ha già pronunciato la sua sentenza. La stragrande maggioranza sta con Don Paolo. Io penso che c'è stata una cattiveria verso di lui, perché la campana c'è sempre stata. E campana mi piace che sono, perché dà l'annuncio delle nascite e anche delle morti, oltre ai matrimoni, e cose molto belle. Penso che denunciare no, ma il campana effettivamente fa massa rumore. E sono anche un pochettino massa, dai. Capisco i credenti che il rispetto della Chiesa è di Dio, per carità, però sembra che lui lo faccia apposta, perché noi abitiamo qui vicino e quindi dal Sunday mattina sempre a Pasqua tutti i giorni sembra che lo faccia per rispetto fino alle 9, bim bam bom. A me mi disturba le campane qualche volta, ma tutto sommato sono monatico e campane, dai, non stiamo a far casotti per niente, ed è anche piacevoli, sai. Le campane sono simpatiche e sentirle è un piacere. Gli vuoi buttare via tutte le tradizioni che avevano altri, e io non sono d'accordo. Quando si sente il suono della campana del suo paese ti richiama tante cose. Senta, forse non ha questa cultura qua, pazienza. Allerta meteo nelle prossime ore per forti temporali in Veneto dalla serata di domani fino a martedì. Intanto, ultime battute di un'estate che è stata davvero caldissima. Per l'autunno astronomico, quello che tutti conoscono, bisognerà attendere il canonico 21 settembre, ma gli esperti sanno bene che l'autunno meteorologico è già iniziato, eppure con una anomalia. Ovviamente per parlare di tutta la stagione autunnale è un po' presto, sicuramente rispetto agli ultimi anni è stato un inizio autunno, un inizio di settembre molto diverso, con clima più fresco e con tempo molto instabile, questo dopo un'estate che invece è stata caldissima. Già, un'estate caldissima, di quelle che hanno fatto riscrivere gli albi dei record, non tanto o non solo per le temperature raggiunte come nell'ormai storica estate bollente del 2003, ma per un altro fattore che ha visto il 2017 superare la stagione di 14 anni fa. La durata è stata la caratteristica principale di quest'estate, cioè temperature molto elevate, anche oltre i 40 gradi, ma per più giorni di seguito, e questa l'ha caratterizzata. Intanto si guarda ai prossimi giorni, con l'arrivo di perturbazioni che faranno salutare definitivamente le temperature di questi giorni. L'autunno meteorologico è iniziato con il caldo, ma terminerà molto presto questa situazione e siamo in attesa infatti nei prossimi giorni di una perturbazione atlantica convogliata appunto da un vortice atlantico che si posizionerà sul Regno Unito e porterà maltempo intenso e soprattutto diffuso su tutto il nord. È tutto per questa edizione, vi lascio proprio alle previsioni meteo per le prossime ore sulle nostre regioni. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti su Antena 3. Deciso peggioramento sulle nostre regioni, anche con fenomeni di forte intensità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo che peggiora sui settori alpini e prealpini, sul Vicentino, il Trevigiano, il Padovano settentrionale e il Veneziano orientale con temporali. Ancora asciutto e soleggiato il Rodigino e il Padovano meridionale e gran parte del Veronese. Temperature massime comprese tra i 20 e i 28 gradi, valori notturni attesi tra 15 e 19 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Il cielo sarà molto nuvoloso, associato anche a piogge e temporali, localmente però alternati a schiarite. Possibili però delle grandinate. Temperature massime comprese tra i 20 e i 24 gradi, minime sui 17 gradi circa.
E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui rovesci e temporali su buona parte del territorio, più sole sui confini alpini e anche qualche schiarita sul Trentino più meridionale. Temperature massime comprese tra i 23 e i 24 gradi, valori notturni attesi intorno ai 18 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso e venti moderati meridionali. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci.